Il coronavirus allenta la sua morsa su Padova. Grazie all'azione combinata di vaccini, restrizioni e avanzamento della bella stagione, l'ospedale cittadino procede rapidamente verso l'obiettivo Covid-free, con lo svuotamento dei reparti più delicati. Nei 15 lunghi mesi della pandemia, Padova ha visto il suo maggiore ospedale riempirsi 3 volte a causa Covid. La prima durante il duro lockdown di marzo e aprile, la seconda lo scorso autunno e la terza poco più di un mese fa. Ora, anche se l'emergenza non può dirsi conclusa, sembra che il peggio sia alle spalle. La settimana appena trascorsa ha rappresentato un traguardo in termini di ospedalizzazioni. Per la prima volta da mesi non si sono registrati ricoveri in terapia intensiva e domenica è stata una giornata senza neppure un decesso a Padova. I dati sono eloquenti. Per quanto riguarda azienda ospedaliera e Sant'Antonio, si è passati dai 74 ricoveri non critici e 20 intensivi del 2 maggio ai 59 e 15 del 9 maggio, fino ai 50 e 15 di ieri. Oggi nella sola azienda ospedaliera si contano 47 ricoverati positivi totali, 27 in area medica, 5 in terapia subintensiva e 15 in terapia intensiva centrale, l'unica delle 3 esistenti ancora adibita al trattamento Covid. Ad aprile il terzo picco di casi aveva superato i 250 ricoveri. Nelle ultime settimane, nell'azienda ospedaliera di Padova, i posti letto occupati da pazienti Covid stanno venendo gradualmente liberati e questo permette di riprendere le attività sospese per far spazio al trattamento del virus. Stiamo riprogrammando visite specialistiche che abbiamo bloccato nei mesi scorsi, stiamo riprogrammando interventi chirurgici che avevamo appunto accantonato nei mesi scorsi. Ricordo sempre che abbiamo garantito tutte le urgenze e tutte le prestazioni appunto urgenti in classe B entro 10 giorni e tutti gli interventi che richiedevano appunto assolutamente l'urgenza. Vede ad esempio i trapianti hanno avuto una particolare attività in questo periodo e assolutamente non abbiamo bloccato alcuna di queste attività. Bisogna, e da qui l'appello, l'invito alle persone di andare a fare il vaccino, di utilizzare qualsiasi tipo di vaccino che venga proposto, perché comunque dà una buona copertura e perché è importante che affrontiamo l'estate con il maggior numero di persone vaccinate. Ora che in ospedale la situazione si fa più distesa, lo sguardo si rivolge all'estate con maggiore serenità. Il pronto soccorso è tornato a contare un flusso di ingressi normale, tra i 250 e i 300 al giorno. Le richieste relative a sintomi Covid sono crollate. Il reparto emergenze è così pronto ad affrontare le ondate di calore estive, senza un sovraccarico di lavoro.